Amiche e amici del Cocco Radicchio, quest'oggi vi stiamo raccontando un viaggio straordinario. Siamo partiti dalla provincia di Treviso per arrivare a Monaco. Sapete perché? C'è la data inaugurale del Cocco Radicchio 2014. Celeste, Gigetto, Castelbrando, Miron, Barbesin raggiungeranno l'amico Giorgio Cherubini a Monaco appunto per inaugurare l'edizione 2014 di questo evento. Ma noi, per rispettare quello che è il tema di questa edizione, vale a dire lo street food, abbiamo fatto dalla provincia di Treviso a Monaco una pausa. E che cosa è successo in questa pausa? Abbiamo fatto street food. Non ci credete? Seguiteci. Questo è il vero spirito dello street food. Celeste, scusami, noi siamo abituati a vederti in sala, ma a vederti qua dietro a una pentola. Mi piace fare queste cose qua. Che succede? Cosa hai portato tu per questo viaggio? La pasta e fagioli alla veneta, la pasta e fagioli con la pasta. Più tipico di questo non c'è? No, non c'è. Ci manca qualcosa però. Il radicchio di Treviso, il radicchio di Treviso, sale e pepe. E questo è il tuo segreto, sì, che poi non tramonta mai. Esatto, sì. Invece Gigetto che cosa ha portato per questo viaggio? Vedo che hai le mani in tasca, quindi non hai portato nulla. No, sì, perché è un po' freddino. Niente, di un paninetto molto piccolo con una fettina di fegato grasso, di foie gras, con una maraccia sotto e una fettina di radicchio. Internazionale, complimenti anche per la preparazione. Andiamo a scoprire Andrea Miron che cosa ha portato per noi. Cibo di strada, Andrea? Molto di strada questo. Decisamente, questo è il tema centrato. Presentacelo. Beh, non è altro che un hamburger, visto che andiamo in Germania, l'hamburger è originario della Germania e quindi ho pensato di fare questo piatto. All'interno c'è una salsina fatta con radicchio e del radicchio appena saltato, quindi diciamo con un innesto radicchio. Al posto delle patatine ci ho messo il radicchietto fritto. Così abbiamo fatto il matrimonio perfetto, Treviso, Monaco. L'abbiamo raggiunto. Mirko Barbesin a rappresentare l'omonimo di ristorante a Castelfranco, invece tu hai fatto un salto un po' particolare. No, io ho fatto un cocktail di rosa castellana, quindi di radicchio di Castelfranco, fatto con emulsione di limone, ci ho messo dei gamberi e sopra una salsina, accompagnato col sapore di arancio. Molto fine, direi. Adesso saliamo a Castello, è il caso di dire, perché andiamo a Castelbrando. Non c'è Palazzi, ma è degnamente rappresentato quest'oggi. Invece abbiamo fatto qualcosa di Noi abbiamo molto, diciamo, sul classico. Abbiamo una focaccia salata insaporita al radicchio e rosmarino, accompagnato dalla soppressa e delle pizzette con il radicchio trevigiano. Naturalmente. Adesso però andiamo a sentire anche alcuni amici che cosa ne hanno pensato di questi piatti. Prosecco immancabile naturalmente. Michele Miriade, che cosa ne pensi di questo pit stop? Qualcosa di straordinario, peccato per la giornata, ma questa pasta e fagioli che la sento bella calda, che è un qualcosa di meraviglioso. Il prosecco e abbiamo tutto, siamo tranquilli, sereni. Marino Silvestri invece ha scelto un hamburger. Sì, guarda, l'hamburger è la mia specialità. Nel senso che? Nel mangiarlo. Nel mangiarlo. Nel mangiarlo, sì. Però la tua scelta non è casuale. No, non è casuale, no, perché stiamo andando in Germania e quindi gli amici che hanno provveduto a fare questa cosina così bella, piccolina per noi perché è un assaggino, no? Quindi cominciamo così, provo a assaggiarlo, posso? Prego. E mentre tu assaggi, io vedo una fanciulla dall'altra parte, forse aspetta me, anzi io la raggiungo, vediamo di chi si tratta. Laura Colognesi invece che cosa ha scelto? Ich habe diese Gerichte No, non ho capito niente, in italiano. Che cosa hai scelto? Ho scelto questo gamberetto molto versatile, molto buono, veloce. Adesso sveliamo l'arcano, l'ho fatto apposta perché andiamo a Monaco, quindi lei già si sta preparando con la lingua, adesso lo possiamo ripetere anche. Ja, ich habe diese Gerichte gegessen und sehr, sehr gut und mit Prosecco ist geliebt. Io non so cosa ha detto, ma sono d'accordo con lei. E concludiamo questo giro di saluti, è il caso di dirlo, perché siamo tra amici con Giuseppe Casagrande. Beh, anche tu sei andato sul classico. Sì, focaccia con la soppressa. Io avevo dei ricordi di gioventù di certe soppresse della zona dell'Alta Marca trevigiana, per cui quando l'ho vista ho deciso proprio di assaggiare questo piatto, un piatto che è uno dei simboli della cucina di strada.
Noi siamo pronti a partire, Giuseppe. Tu vieni con noi, Partiamo sperando che non ci provochi qualche problema la neve, perché al Brennero mi hanno detto che sta nevicando forte. Speriamo di arrivare in tempo abbiamo paura a Monaco. Nulla. Monaco ci aspetta, per cui tutti nel bus e possiamo ripartire. Giorgio ci aspetta.